Buonasera, buonasera amici di Limena, buonasera. Un applauso per loro, per queste bellissime ragazze che questa sera si contendono il titolo di Miss Limena. Bellissime, pronte giustamente agguerrite, perché questo titolo per loro sarà particolarmente importante. Guardate che sorriso e pensate, 80 anni fa nasceva Miss Italia, nasceva con Miss Sorriso, anzi con 5.000 lire per un sorriso, e questi non fanno altro che ricordarci quello che è la nascita del nostro concorso. Bene ragazzi, io vi faccio rientrare in camerino, pronte per le prime uscite. Per conoscervi potete rientrare, andate, hanno bisogno di un po' di relax, perché questa è sempre una passerella molto impegnativa. Invito gli amici, grazie a chi ci dà la luce, l'audio, il suono nel nostro service, facciamo un applauso già a loro, grazie perché sono stati nel pomeriggio impegnatissimi. Quando presento potete pure togliere la musica, grazie, va benissimo, lasciami in bianco come si suol dire. Allora, 80ª edizione di Miss Italia, non potevamo anche quest'anno essere qui in questa location straordinaria. Sono quelle location che ti danno emozione, perché comunque c'è una storia, c'è la storia del nostro concorso, c'è la vostra storia, la storia della vostra città, e tra l'altro storia molto valorizzata da quella persona che è salita prima sul palco e so che in ogni serata vi ha raccontato quella che è Limena in pillole, la storia di Limena. Io purtroppo non ho potuto assistere, perché potete immaginare tutto il lavoro che c'è nel dietro le quinte, gli appunti, le cose, però complimenti, perché è bello continuare a mantenere le tradizioni, soprattutto sapere qualcosa della storia della città che così ci ospita, quindi davvero complimenti anche per questa idea. Miss Italia, siamo qui anche quest'anno e ci fa davvero molto piacere. Per questo io voglio ringraziare l'amministrazione comunale e la Proloco. Io rivolgerei un bel applauso, lo facciamo subito perché lo meritano, perché vi rendono partecipi di queste serate così importanti. E io prima di iniziare vorrei solo portarvi un saluto proprio per gli 80 anni di Miss Italia. Miss Italia celebra i suoi 80 anni, è la festa delle giovani donne italiane, di tutte le donne, delle loro famiglie e del pubblico. Sono giornate di felicità. 3 patron, Dino Villani, Enzo e Patrizia Mirigliani, hanno accompagnato in questi anni 1 milione di ragazze o più sulle passerelle di tutto il paese, regalando emozioni, realizzando sogni con eleganza, stile e sobrietà, con trasparenza e senza scandali. Miss Italia è il gioco della bellezza, un gioco che diverte, mette alla prova, insegna alle Miss come diventare attrici, le aiuta a crescere. È una festa per tutti coloro che hanno contribuito a far grande Miss Italia. L'applauso è per le Miss, per gli organizzatori, i responsabili regionali, gli sponsor, le TV, la stampa, i registi di questi spettacoli, i presentatori, parrucchieri e truccatori. Ma il primo applauso, amici, è per voi, il pubblico che ci segue con tanto affetto e tanta passione in tutte le serate. Voi che siete davvero milioni nell'arco della stagione a venirci a trovare in tante piazze, quindi davvero grazie. Bene, è ora di cominciare. È ora di andare a conoscere più da vicino le nostre concorrenti. Iniziamo subito e apriamo con la concorrente numero 1. Prego. Eccola qui. Concorrente numero 1. Vai, presentati. Buonasera a tutti, sono Chiara, ho 21 anni, vengo da Schio e nella vita studio biotecnologie. Molto bene, apre ufficialmente la selezione la numero 1. La prossima, che è la concorrente numero 2. Buonasera a te. Buonasera a tutti, sono Elisabetta, ho 18 anni, vengo da Padova e faccio la studentessa di moda. Molto bene. Concorrente numero 2.
della volta della concorrente numero 3. Buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Agnese, ho 22 anni, vengo da Padova e studio medicina. Vai! Concorrente numero 3. Andiamo con la prossima, che è la concorrente numero 4. Eccola qui, buonasera. Buonasera, io sono Francesca, ho 22 anni, vengo da Vicenza e studio farmacia. Molto bene, numero 4. Siamo con la prossima, che è la numero 5, che giunge al centro del palcoscenico ed ora si presenta, vai. Buonasera a tutti, sono Marta Calore, ho 4 anni, vengo da Ponte San Nicolò e faccio la visual e commessa per un'azienda di abbigliamento. Molto bene, numero 5. La prossima è prontissima a raggiungermi al centro del palco. Buonasera a tutti, sono Chiara, vengo da Piave di Sacco e nella vita sono una parrucchiera. Molto bene, vai. Chiara numero 6. E andiamo con la prossima, che è la concorrente numero 7. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Giorgia, vengo da Limena, ho 23 anni e studio giurisprudenza e lavoro in uno studio di infortunistica stradale. Bene, numero 6. Sta bene, molto bene. Poi infortunistica stradale, numero 7. E quindi andiamo con la numero 8. E lei è che ora andiamo a conoscere. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Vanessa, ho 19 anni, vengo da Villa del Conte e nella vita ho appena concluso il liceo delle scienze umane. Molto bene, numero 8. Pronta anche la prossima, lei è la numero 9. Buonasera numero 9.
Buonasera a tutti, sono Silvia, ho 24 anni, vengo da Venezia, mi occupo di fotografia e nel tempo libero amo la buona cucina e viaggiare. Molto bene, ottime scelte. Numero 9, vai. Si prepara la numero 10, raggiunge al centro del palco e ovviamente si presenta. Buonasera. Buonasera a tutti, io sono Chiara, ho 21 anni, abito a Campagna Luppia, studio sociologia e insegno ginnastica artistica. Molto bene, vai, numero 10. Ed ora è la volta della concorrente numero 11, che arriva anche lei sorridente ed ora si presenta. Ciao, buonasera. Buonasera, sono Caterina, ho 22 anni, sono diplomata al liceo artistico, amo la buona musica, so cantare e anche disegnare. Di dove sei? Sono di Picarolo. Provincia di Rovigo, quindi vai, numero 11. La prossima che è la concorrente numero 12. Eccola qui, buonasera. Buonasera a tutti, io sono Francesca, ho 19 anni, vengo da Vicenza e studio lingue per il commercio a Verona. Molto bene, vai, numero 12. È sicuramente prontissima anche la numero 13, infatti eccola qui che arriva. Buonasera numero 13, buonasera a te. Buonasera a tutti, io sono Francesca, ho 21 anni, sono una studentessa di economia e nel weekend lavoro in una pizzeria. Molto bene, vai numero 13. Del gruppo la numero 14. Buonasera anche a te. Buonasera, mi chiamo Sara, ho 19 anni, vengo da Cavallino Treporti e lavoro come cameriera. Molto bene, vai. Numero 14, chiude il gruppo Sara, la numero 14.
Grazie, grazie. Facciamo un applauso per tutte le nostre ragazze. Gli applausi ci hanno segnato che non si chiedono, però insomma a me fa piacere perché è una bella gratificazione per tutte loro che sono già quasi pronte. Ma io prima vorrei andare a raccontarvi un po' di nostri amici partner, iniziando da Rocchetta. Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua oligominerale Rocchetta perché è leggera, stimola la diuresi e aiuta a eliminare scorie e liquidi in eccesso, così ogni giorno si sente più bella. Rocchetta, acqua della salute, da sempre è l'acqua di Miss Italia e della bellezza. Poi proseguiamo ancora con un altro amico storico che è Miluna Gioielli. Miluna è il regalo prezioso, il gioiello perfetto per le ricorrenze e momenti speciali. Miluna corona sentimento di affetto e sogni di bellezza come quello di diventare Miss Italia e indossare come una regina la preziosa corona di diamanti creata da Miluna, perché quella bella corona di diamanti viene assegnata alla vincitrice ogni anno del titolo di Miss Italia. Poi abbiamo Interflora, da sempre sinonimo di bellezza, eleganza e raffinatezza. Interflora da oltre 100 anni è leader assoluto nella consegna di fiori e piante in tutto il mondo. Tutti quanti noi sappiamo lo straordinario servizio che offre Interflora, la possibilità di inviare un omaggio floreale in ogni occasione, per ogni ricorrenza, in ogni parte del mondo. Quindi grazie ad avere Interflora ovviamente la possibilità sul sito internet di trovare tutte le informazioni in merito. Poi abbiamo dei nuovi amici quest'anno che sono B-Match, l'hair stylist ufficiale di Miss Italia. Fate l'applauso. Nato dall'unione di realtà presenti sul mercato da oltre 10 anni con servizi e prodotti per parrucchieri, centri estetici e spa. B-Match è la novità nel settore della bellezza e del benessere. La mission di B-Match è diffondere la cultura del bellessere insito in ciascuno di noi. Si sposa alla perfezione con l'ideale di bellezza di Miss Italia, una bellezza autentica, semplice e naturale, come le ragazze che abbiamo visto qui questa sera. Gli stylist ufficiali di Miss Italia sono gli ambasciatori del bellessere di B-Match, saloni all'avanguardia di tutta Italia che si prendono cura dell'immagine delle proprie clienti e del benessere dei loro capelli grazie all'innovativo dispositivo OxyStation e ai prodotti cosmetici della divisione Hair Care di B-Match. Io per B-Match vorrei fare un ringraziamento a due amici questa sera che sono stati preziosissimi, che sono Sole e Luna di Albignasego e l'App Parrucchieri di Campo San Piero. Grazie perché sono stati nel dietro le quinte, hanno curato con tanta dedizione la conciatura delle nostre ragazze, quindi grazie davvero. E poi un altro amico che voglio andare a ringraziare. E poi il trucco è solo sistemare gli appunti e poi si chiacchiera anche, l'importante è trovare gli appunti. Sono gli amici di Linkem. Miss Italia naviga con Linkem, operatore leader in Italia nella fornitura di servizi internet senza fili. Con Linkem anche tu puoi navigare senza limiti e senza linea fissa. Sei attivo in meno di una settimana e le offerte sono trasparenti e soprattutto senza sorprese. In più, con la super promo dedicata agli eventi di Miss Italia pagate solo €19,90 al mese per il primo anno, quindi questa è una bella opportunità che vi offre Linkem. Tra l'altro qui c'è uno stand anche informativo se volete qualche informazione in più. La giuria adesso ha visto le ragazze, probabilmente ha la possibilità di mettere un voto, un appunto, però adesso nella uscita in body la giuria mette il voto definitivo, quindi questo momento per loro e anche per le nostre ragazze molto molto importante, perché ricordiamo che 6 ne premieremo questa sera e le prime 3 accederanno direttamente alle finali regionali di Miss Italia, quindi per 3 di loro si aprono le porte, il primo scalino diciamo è fatto per l'avvicinamento alle prefinali e poi chissà alle finali. Le ragazze sono prontissime, in questo caso le presento io, loro si devono concentrare solo a sfilare, quindi pronti giurati, pronti amici del pubblico, pronta Limena per accogliere Chiara, concorrente numero 1, prego. Chiara, 21 anni, di Schio, studentessa in biotecnologie. Andiamo con Elisabetta, concorrente numero 2. Elisabetta ha 18 anni, arriva da Padova e studia moda. Elisabetta, concorrente numero 2.
E vedo prontissima in rampa di lancio anche la concorrente numero 3. Lei è Agnese, concorre con il numero 3, ha 22 anni, arriva da Padova, è studentessa in medicina. Concorrente numero 3. Francesca, lei è la numero 4, 22 anni, Trissino, provincia di Vicenza, studentessa in farmacia. Numero 4. Numero 4. Francesca. Ora andiamo con Marta, che è la numero 5. Marta ha 24 anni, arriva da Ponte San Nicolò, fa la commessa e la visual. Marta concorre con il numero 5. Ed è la volta di Chiara, concorrente numero 6. Chiara ha 29 anni, arriva da Piove di Sacco, quindi dalla provincia di Padova, e fa la parrucchiera. Molto bene Chiara. Ed è prontissima la numero 7, che è Giorgia. Giorgia ha 23 anni, arriva da Limena, gioca in casa, è studentessa in giurisprudenza, concorrente numero 7, Giorgia. Siamo pronti a conoscere, anzi a rivedere, perché l'abbiamo già viste prima, la concorrente numero 8. Lei è Vanessa, 19 anni, di Villa del Conte, provincia di Padova, studentessa in scienze umane. Vanessa, concorrente numero 8. Quindi abbiamo Silvia, che concorre con il numero 9. Di 4 anni, di Venezia, lei fa la fotografa. Silvia, numero 9. Bene anche Silvia, che lascia spazio alla prossima concorrente,
che è la numero 10, lei è Chiara. 21 anni, di Campagna Lubia, provincia di Venezia. Poi abbiamo Caterina, concorrente numero 11. Caterina ha 22 anni, arriva dalla provincia di Rovigo, precisamente da Ficarolo, ed è diplomata al liceo artistico. Caterina, concorrente numero 11. Quindi abbiamo Francesca numero 12. Francesca ha 19 anni, arriva da Vicenza, studentessa in lingue per il commercio, concorrente numero 12 Francesca. Francesca, ma concorre con il numero 13. Lei arriva da Pianiga, quindi dalla provincia di Venezia, ha 21 anni ed è studentessa in economia aziendale, concorrente numero 13 Francesca. Quindi abbiamo Sara, numero 14, 19 anni di Cavallino Treporti, quindi dalla provincia di Venezia. Numero 14, lei fa la cameriera ed è Sara. Facciamo un bel applauso per tutte quante. Qui effettivamente non voglio, è sempre complicato affrontare la passata di Miss Italia, qua c'è un piccolo dislivello che effettivamente le ragazze ogni tanto, sapete, un po' l'emozione, un po' anche c'è questo piccolo dislivello, quindi evitate il centro così non rischiate di inciampare, perché effettivamente c'è, poi un po' l'emozione si fa sentire, poi lo diciamo sempre, il bello di Miss Italia è che ci sono molte ragazze che partecipano a questo concorso perché sanno le grandi opportunità che offre Miss Italia, ovviamente tante fanno già le modelle, già lavorano in questo settore e approfittano della grandissima visibilità che solo questo concorso riesce davvero a dare per magari incrementare quello che è il loro lavoro. Altre invece lo fanno per la prima volta, magari lo fanno una sola volta, però la soddisfazione e il piacere di calcare questo palcoscenico e sfilare con alle spalle questo marchio che oramai fa parte della storia e del costume del nostro paese, quindi davvero per loro un ringraziamento, perché sono davvero delle ragazze straordinarie. Poi c'è l'aspetto gara ovviamente, che a questo punto però si conclude. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Noi ci prepariamo piano piano per le premiazioni, però io vorrei sul palco il sindaco Stefano Tonazzo per un saluto, poi magari se ci raggiunge anche Massimo Rossetto della Proloco mi farebbe molto piacere. Sindaco, buonasera a lei, grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito, grazie per darci la possibilità insieme alla Proloco, buonasera Massimo, di essere anche quest'anno qui con voi e di portare Miss Italia
Miss Italia è sempre importante, ma quest'anno per Miss Italia è particolarmente importante perché sono gli 80 anni di questo concorso e 1939 è nato Miss Italia, nel 1939 con 5.000 lire per un sorriso e poi tanti sorrisi e siamo arrivati a Limena anche quest'anno. Quindi cedo a lei la parola per un saluto, grazie. Grazie a tutti e buonasera. Devo dire che dopo tanta bellezza invitare sul palco il sindaco e il presidente della Proloco siamo un po' caduti in basso per bellezza, al di là della battuta, pensi lei. No, io veramente vorrei, ero seduto lì in parte, facevo parte della giuria, è stato un duro lavoro, però non ho sentito un grosso applauso per tutte le nostre concorrenti, un applauso liberatorio, grazie. E questo applauso va anche agli oltre 80 collaboratori che hanno reso possibile l'Imena Festival 2019. Siamo all'ultima serata, una serata di prestigio con Miss Italia e io non posso far altro che ringraziare tutte le persone che hanno partecipato e che hanno reso possibile questa grossa scommessa di portare gioia, felicità, bellezza, buon cibo e per tutti i limenesi e non che hanno voluto partecipare a queste serate. Basta, se no mi dilungo e sono curioso di capire chi vince. Grazie a lei sindaco, passo dietro. Massimo, ci si vede nel periodo invernale quando ci vediamo col cappotto, i giacconi e le sciarpe quando si parla di Miss Italia ed ora siamo, io forzatamente in giacca e cravatta ovviamente, mentre gli amici della Proloco invece sono un po' più liberi ovviamente, perché mentre io e noi stiamo più o meno fermi qui loro corrono, però poi ci si vede d'estate e il vostro lavoro viene premiato da belle serate come quelle che avete avuto quest'estate. Io voglio dire una cosa, perché penso di agganciarmi a quello che ha detto Stefano. Ormai Miss Italia Limena sta diventando una tradizione, perché è il terzo o quarto anno insomma, che facciamo Miss Italia Limena, e quando vado a proporre insieme all'amico Michele questo evento al comune trovo sempre le porte aperte, perché questo evento qua insieme a tanti altri eventi porta sicuramente una ventata di freschezza, di bellezza delle ragazze che ci sono qua, e porta veramente a parte le persone che vengono a partecipare, però fa piacere penso faccia piacere sia all'amministrazione comunale che a tutti i cittadini e al comune di Limena di sfruttare questo bellissimo prato per fare questo bellissimo evento, perché abbiamo la fortuna di avere uno sfondo spettacolare, perché dicevamo anche prima quando stavamo facendo le foto di fare delle foto a questa bellissima barchessa che ce l'abbiamo noi qua e quindi dobbiamo apprezzarla, valorizzarla, e direi di fare un bellissimo applauso anche a questa barchessa, a questo bellissimo prato che grazie anche all'amministrazione comunale del nostro comune viene mantenuta in questo stato, viene sfruttata, perché questo prato qua deve essere sfruttato, deve essere fatto sempre delle manifestazioni, perché sennò non viene valorizzato. Mi aggancio anche a questa cosa qua e chiedo gentilmente, che non lo vedo qua, di venire su anche Luciano Sandonà, che deve essere da qualche parte qui in mezzo, perché oltre al comune di Limena, che ringrazio ogni volta quando facciamo qualcosa come Proloco, ringrazio vivamente e colgo anche l'occasione questa sera di ringraziare Stefano e tutta la sua squadra, perché so che sono al nostro fianco, ma so che è al nostro fianco anche la Regione Veneto, specialmente Luciano Sandonà, che ogni volta che andiamo a bussare alla porta anche in Regione, lui ce la spalanca, ci dà una mano, quando può ci dà una mano, anzi, e quindi ringrazio anche la Regione Veneto e direi che Luciano puoi dire anche te due parole, insomma, va bene, grazie a tutti. Grazie, buona serata a tutti. Innanzitutto ringrazio anch'io il presidente della Proloco e tutti i volontari della Proloco, l'amico Michele e tutti quelli che collaborano con questo bellissimo Limena Festival. Ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco Tonazzo e anche l'organizzazione di Miss Italia, che devo dire è sempre splendida ogni anno. 5 serate, so che avete fatto 5 serate bellissime di musica, di stare insieme in compagnia, tutta la gente, di cercare di venire fuori anche da casa, perché sappiamo che molto spesso adesso siamo con i social media, con Facebook, con internet, è molto importante invece trovarsi personalmente, trovarsi insieme come comunità. Come dicevate anche voi, il contesto è splendido, è uno dei più belli del Veneto, perché questa barchessa, questo municipio è assolutamente un posto fantastico, il prato
è bello, è vivo e va vissuto come lo state facendo voi. Vi faccio ancora i complimenti, buona serata, vi porto anche i saluti del presidente Luca Zaia ed anche della Regione Veneto e vi ringrazio ancora. Buona serata. Grazie a lei e credo, mi permetto di dire che il risultato della Proloco si vede questa sera, è un martedì, dopo tante serate siete veri tanti, poi noi abbiamo pensato una serata insomma costruita apposta per essere fatta in infrasettimanale, quindi abbiamo cercato di tenere un certo ritmo, e poi io vi faccio i complimenti, l'ho detto oggi pomeriggio, l'ho detto il primo giorno che sono qui, il bello di Miss Italia è che in realtà, io lo dico sempre, c'è un lungo filo che collega tante belle città in Italia, noi abbiamo la fortuna nella nostra regione, io poi presento anche in Friuli Venezia Giulia, in questo territorio abbiamo delle perle straordinarie che spesso, mi permetto di dire, non riusciamo a dare quella spinta in più, invece abbiamo delle cose bellissime come, guardate, una cosa del genere emoziona solo ad avere un palco così vicino, e guardate che Miss Italia offre una promozione anche in questo senso, perché comunque Miss Italia è un marchio nazionale che arriva anche in questi paesi e valorizza queste cose bellissime, quindi complimenti davvero. Sindaco, so che però lei voleva aggiungere qualcosa, lei cedo il microfono. Sì, io volevo doverosamente ringraziare la giuria, prima abbiamo citato le persone, e siccome abbiamo coinvolto la regione, già la seconda volta che coinvolgiamo la regione, abbiamo cominciato a coinvolgere anche la provincia, chissà che arrivi qualche soldino. Quindi ringrazio il vicepresidente Gottardo che ha deciso di essere presente, non sa già che la prossima volta chiediamo il patrocinio e anche qualche soldino. Grazie Vincenzo, grazie anche al mio vice sindaco, agli assessori che si sono comunque prestati e a tutti quanti, e ai consiglieri comunali. Grazie, complimenti a voi per le belle cose che organizzate, ma non è finito, che adesso vi faccio accomodare, poi vi riaspetto sul palco per le premiazioni, perché abbiamo fatto i saluti, adesso c'è da premiare però, perché ovviamente siamo qui per questo. Ora le persone che devono premiare sono già armate di fascia, o comunque vi armerà, pensate quali armi ha Miss Italia. Miss Italia, l'arma di Miss Italia è la fascia, perché con questo la ragazza la prende e sa di aver vinto una selezione, quindi questa è l'arma più bella che noi abbiamo, sono le nostre fasce. Allora dicevo, veramente Miss Italia unisce tante città, io so che questa sera ci sono decine di centri in giro per l'Italia che ospitano una selezione come questa, ed è bellissimo perché ci unisce le belle città italiane e ospitano le belle ragazze di Miss Italia, quindi davvero grazie Limena, grazie davvero per come ci avete accolto anche quest'anno. A questo punto io non so se Valentina si prepara, io vorrei tutte le ragazze sul palco, le 14 grandi protagoniste di questa serata. Prego ragazze, tutte sul palco per questa sigla di chiusura e poi andiamo con le premiazioni. Allora, io vi chiedo un bel applauso per loro e mi faccio da parte perché so che fotografi, parenti, operatori, cameraman vogliono fare loro la foto di gruppo su questo bellissimo palco. Noi oggi pomeriggio il nostro fotografo Walter Parisotto le ha fatte nel pomeriggio in tutti gli angoli, anche in questa bella location, però adesso ve ne facciamo fare una in nottura. Non guardate me, guardate davanti, che sono loro che sono importanti per voi. Io sono qui e chiacchiero, Siete al buio, non so se riusciamo a farvi vedere. E qui c'è la barchessa, questa villa, questo prato straordinario dove hanno sfilato le nostre bellissime ragazze, e ovviamente sapete che in questo momento andiamo con le premiazioni, quindi per loro è sicuramente il momento più importante e anche più emozionante. Io chiamerei con la fascia della sesta classificata Renzo Rossetto, ha fatto parte della giuria, mi farebbe piacere potesse arrivare con la fascia della sesta classificata che sarà consegnata da una nostra collaboratrice. Attendiamo che salga sul palco e andiamo a conoscere la sesta classificata. Io mi metto qui sul lato del palco. Arriva Renzo, sì, sta arrivando. Buonasera a lei Renzo, buonasera. E a questo punto, sesta classificata è la concorrente numero 1, Chiara Saccardo. Un applauso per Chiara, che arriva da Schio, provincia di Vicenza.
Grazie Renzo. Andiamo con la quinta classificata e qui chiamerei Massimo Rossetto della Pro Loco di Limena, che hanno organizzato il Limena Festival, questo evento che ha fatto compagnia per molti giorni e che si conclude questa sera con la selezione Miss Italia. Massimo, buonasera. Senta, un saluto agli amici che ci stanno seguendo attraverso il telefonino, i vari tablet, eccetera, eccetera. Intanto un grazie a tutti, per tutti i partecipanti di questa serata, di questa bellissima serata, perché è l'ultima sera di conclusione del Limena Festival che ci ha accompagnato in queste 6 serate di musica e questa sera di una sfilata di bellezza. E quindi direi di fare un grande applauso per tutta l'organizzazione e per tutti i partecipanti di queste serate. Grazie. E questo applauso va anche a voi da parte di tutte le nostre ragazze, perché avete organizzato in questa location straordinaria che invito gli amici che sono a casa, se transitate per Limena, a 2 passi da Padova, venite a vedere questa cosa che è davvero straordinaria. Massimo, lei andrà a premiare la quinta classificata, che è la concorrente numero 4, Francesca Sartori. Dov'è Francesca? È lei, la numero 4. Francesca che arriva da Trissino, dalla provincia di Vicenza. Grazie Massimo, ed ora andiamo con gli amici di B-Match che premiano la quarta classificata. Prego, potete venire sul palco con noi, gli acconciatori che ci hanno fatto compagnia in questa tappa di Miss Italia. Voglio ringraziare Sole Luna di Albignasego, la signora Valentina insieme all'app Parrucchiere di Campo San Piero. Luigi Antonio, ci siete? Ci siete? Buonasera a lei, buonasera anche a lei, gli amici di B-Match. Andiamo a premiare la quarta classificata, che è la concorrente numero 9, Silvia Cappelletto. Dov'è Silvia? È lei! Silvia Cappelletto di Venezia. Grazie B-Match, grazie a voi. Ed ora andiamo con la terza classificata. Qui si vola alto perché la terza, la seconda e la prima saranno ammesse alle finali regionali in Veneto di Miss Italia, quindi per loro un traguardo molto importante. Vorrei il vicepresidente della provincia, Vincenzo Gottardo, sul palco per premiare la terza classificata. Grazie. Arriva Vincenzo Gottardo, che salutiamo, buonasera a lei, grazie per essere stato con noi questa sera, se vuole portare un saluto. Grazie, porto anch'io i saluti della provincia di Padova, del presidente Fabio Bui e di tutta l'amministrazione della provincia. Complimenti alle bellezze che ho visto questa sera e ho notato una cosa in modo particolare: bellissime ragazze, bellissimi fisici, bellissime espressioni, bellissimi sorrisi, e i sorrisi hanno fatto la differenza anche nelle votazioni della giuria, sicuramente. Miss Italia è nata con Miss Sorriso nel 1939 di Dino Villani, con 5.000 lire per un sorriso. L'ho detto inizio serata, il sorriso di questa ragazza è bellissimo perché sincero e naturale, questa è la cosa davvero più bella. Allora, vicepresidente della provincia, lei andrà a premiare la terza classificata ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia, che è la concorrente numero 12, Francesca Bressan di Vicenza. È lei! Grazie anche a lei. Ed ora ci prepariamo a premiare la seconda classificata e con noi il consigliere regionale Luciano Sandonà, che ci raggiunge sul palco, perché sarà lei a premiare la seconda classificata con il titolo di Miss Rocchetta Bellezza qui da Limena, anche lei ovviamente ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia. Buonasera a lei, le chiedo un saluto da parte sua. Io non voglio ripetere quello che è stato detto prima, faccio comunque un grande complimento e un bravo veramente alle ragazze che hanno partecipato stasera al concorso, che sono state veramente brave tutte quante. Grazie agli amici della Regione Veneto che ci regalano sempre begli appuntamenti, quindi grazie a lei come consigliere. Bene, seconda classificata, Miss Rocchetta Bellezza, e la concorrente numero 10, Chiara Trincanato di Campagna Lupia, provincia di Venezia, la numero con 21 anni. Tengo io questo, consegni pure la fascia. Eccola qui, la fascia della seconda classificata, e poi consegniamo anche questo omaggio che
questo asciugamano. Grazie. Fate le foto, fate le riprese, grazie davvero. Allora andiamo a premiare la prima classificata. Con noi sul palco il sindaco Stefano Tonazzo insieme al vice sindaco Cristina Turetta con fascia e corona che vi vengono consegnate qui. Quindi attendiamo il sindaco e il vice sindaco, anche loro vorranno portare i saluti in questo momento importante. Abbiamo conosciuto Chiara, la sesta classificata, Francesca, poi Silvia, poi siamo arrivati a Francesca e Chiara, seconda e terza, che sono ammesse alle finali regionali, e quindi andiamo con la prima e la seconda. Sindaco, un saluto di nuovo, siamo in diretta, gli amici ci stanno seguendo sulla pagina Facebook di Miss Italia Veneto. Molto volentieri, buonasera a tutti, grazie della partecipazione, grazie alle ragazze, veramente sono orgoglioso che Limena abbia potuto vivere una serata con queste bellezze e spero abbia vinto proprio la migliore. Vice Sindaco, hai la parola per un saluto. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto la Proloco, ringrazio Miss Italia per averci regalato questa bellissima serata. Alle ragazze invece voglio fare tantissimi in bocca al lupo a tutte quante, veramente. Grazie, io mi faccio da parte perché voglio ricordare le grandi protagoniste di questa sera: Chiara, Elisabetta, Agnese, Francesca, Marta, Chiara, Giorgia, Vanessa, Silvia, Chiara ancora, Caterina, Francesca e Sara. Loro sono state le grandi protagoniste di questa selezione con in palio il titolo di Miss Limena, ma a questo punto la vincitrice è la concorrente numero 7, Giorgia Fiorini. Bronzata com'è, credo che è da un po' che non è da Limena, però insomma questo che non è a Limena, però questo è un argomento. Complimenti a lei e complimenti a tutte le altre ragazze che ci hanno fatto compagnia questa sera, e voi l'avete visto solo al termine delle premiazioni, voi che siete a casa, però sono state protagoniste di una grande serata, tutte quante applauditissime su questo palco e su questa passerella, in questa location davvero straordinaria che è la Marchessa di Limena. Siamo qui in provincia di Padova, nel cuore del Veneto, con queste ragazze bellissime che sono state qui con noi questa sera. Grazie ovviamente, grazie davvero al Comune, grazie alla Proloco di Limena, grazie ovviamente a tutti quanti voi che ci seguite con così tanta simpatia e siete sempre tanti ai nostri appuntamenti. Ciao, arrivederci alla prossima e applausi per loro.